onorevole De Luca qui ad Agrigento per l'assemblea provinciale, un giro che regionalmente inizia proprio da Agrigento. Ecco, quali sono gli obiettivi che vi prefiggete? L'obiettivo è quello di organizzare il movimento Sud Chiama Nord sul territorio. Noi siamo nati un anno fa, siamo la prima forza politica in Sicilia e dobbiamo ora strutturare comune per comune, provincia per provincia, il movimento per arrivare all'assemblea regionale che faremo il 25 di febbraio del prossimo anno, e poi il 2 di marzo ci sarà l'assemblea nazionale proprio per definire in tutto il territorio nazionale l'organizzazione del movimento in vista anche delle elezioni europee. Ecco, proprio sulle elezioni europee che tipo di accordi farete? So che state facendo degli accordi anche con altre forze politiche. Abbiamo noi una caratteristica che viene vista oggi da tutte le forze politiche dell'arco costituzionale in modo ovviamente interessato, il fatto che in Sicilia in particolare gli equilibri di almeno un seggio sono collegati alla nostra presa di posizione. È ovvio che questa caratteristica stiamo cercando di farla valere nei cosiddetti tavoli romani per arrivare a un accordo che salvaguardi la nostra identità e ovviamente ci metta nelle condizioni di avere il nostro rappresentante in Europa. Si parla di un accordo con 5 Stelle? Noi non abbiamo preclusioni di carattere politico, ovviamente saranno altri che probabilmente potrebbero avere nei nostri confronti. Non abbiamo una posizione ideologica, al nostro interno ci sono varie sensibilità perché siamo una forza autonomista e quindi siamo una forza ormai post-ideologica, ed è ovvio che questo ci consente di poter ragionare con tutte le forze politiche. E ci sono altri spazi all'orizzonte relativamente ad accordi politici, mi riferisco? Guardi, noi siamo alternativi a questo governo regionale e lo abbiamo dimostrato anche acquisendo una leadership sul campo rispetto alle forze di opposizione. Quindi è ovvio che ci muoviamo comunque in un'area che mantenga questa posizione di alternatività. Certamente la nostra oggi è una posizione strategica che anche rispetto a tutti i collegi uninominali che riguarda Camera e Senato in Sicilia può cambiare completamente la rappresentanza politica in funzione della nostra scelta di entrare in coalizione, ed è ovvio che questo ormai all'orizzonte si prefigurerà a una condizione: Cateno De Luca ovviamente prossimo Presidente della Regione siciliana. Alla Regione c'è in atto una manovra di 900 milioni di euro, la vostra posizione? Ma noi stiamo solo assistendo a quello che è un problema che la maggioranza ha per poter mantenere i numeri della stessa maggioranza. Si sono presentati in Parlamento con la logica delle marchette proprio perché fanno riferimento a una necessità di dover tenere già il collante tra i deputati della maggioranza stessa. Rispetto a questo ogni deputato dell'opposizione esprime ovviamente delle esigenze del territorio. Naturalmente quello che abbiamo messo in evidenza è che ci sono alcune situazioni che sono veramente patologiche, come quella di riacquisire con 80 milioni di euro già gli immobili che Cuffaro aveva regalato nel 2007 e qualche altro elemento sul quale naturalmente faremo battaglia, perché è una manovra che porta a indirizzare risorse importanti per uno scambio che è stato fatto con il governo nazionale per la destinazione di 1 miliardo e 200 milioni di euro di fondi per lo sviluppo e coesione da destinare al ponte sullo Stretto di Messina. Sulla politica regionale c'è molto da dire? No, c'è nulla da dire perché la politica regionale non l'abbiamo vista e abbiamo anche scritto a chi l'ha visto. Questo governo, per come avevamo detto, si è dimostrato e si dimostra il miglior servitore dello Stato italiano, ma da un punto di vista strategico anche quella che sarà la prossima legge di stabilità sarà sicuramente come la prima, senza non solo una visione, ma anche atti veramente di discontinuità rispetto al passato. Non ne stiamo vedendo e d'altronde cosa ci poteva aspettare da un governo presieduto da Schifani. Su Agrigento che tipo di politica farete? Agrigento Capitale della Cultura, sono stati stanziati 10 milioni di euro, però ancora il lavoro della fondazione non viene avanti, è tutto fermo, si aspetta la soluzione del piano B, diceva il leader politico che fa riferimento al partito del Michigan. Il lato B
simpaticamente mi viene da pensare a qualche cosa di fisico, per cui se effettivamente le cose si continuano a fare in quei termini è ovvio che qui il rischio è che si faccia una pessima figura. Io ho già fatto un intervento che è partita dalla mia necessità di sindaco di Taormina, cioè quella di far riconoscere già alle città che ospitano teatri di pietra o anche ovviamente beni archeologici sui quali la Regione ci lucra attraverso società che non hanno neanche le sedi in Sicilia, con un riconoscimento di 600.000 euro l'anno di cui ne ha usufruito e ne usufruirà anche Agrigento. Sto portando avanti un'altra battaglia che è quella di cancellare il canone per gli stessi comuni dove risiedono questi beni che l'assessorato vorrebbe imporci come utilizzo del bene, come se io devo pagare per stare a casa mia. Sul resto purtroppo c'è un problema di fondo. In Sicilia sia il turismo che la cultura sono prima un elemento di mercimonio e clientelare e poi forse c'è il resto, e questo ovviamente sarà un elemento che caratterizzerà probabilmente quella che dovrebbero essere gli enti che devono portare avanti questa possibilità, perché ancora siamo alla lite di chi deve gestire magari qualche euro con la solita logica parassitaria. Cosa uscirà da questa assemblea provinciale per il futuro anche del partito in provincia di Agrigento? Dovrà uscire la classe dirigente che parte dai singoli iscritti con la costituzione dei comitati